Eccoci qui anche per questa domenica, telespettatori di Video Mediterraneo, ben ritrovati con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, in diretta sul canale 11 di Video Mediterraneo, siamo in onda anche sul canale 823 di Sky, ogni domenica appunto a partire dalle ore 19 sino alle 21 con i risultati, le classifiche, commenti, gli ospiti sul calcio dilettantistico siciliano. Devo dire che questa sera ho un parterre interessantissimo che andremo tra poco a presentare, perché prima devo salutare naturalmente la straordinaria presenza ennesima di Carmelo Puglisi. Ciao Carmelo. Ciao Ettore, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Sei pronto per Natale? Abbastanza. Perfetto. E sicuramente sarà pronta per Natale anche la nostra bellissima, straordinaria Federica Di Benedetto. Ciao Federica. Benissimo, grazie Federica. Allora, andiamo subito a presentare i nostri ospiti perché sono veramente molto interessanti. Iniziamo subito con Giovanni Zappalà, opinionista, ex dirigente, chi più ne ha più ne metta, ma credo profondo conoscitore del calcio siciliano, soprattutto. Escludiamo chiaramente quello professionistico, perché come tu ben sai noi non trattiamo il calcio professionistico, almeno sino al giorno 3, perché poi dal giorno 3 con l'avvento della sala stampa di Penalty affronteremo anche il discorso dei professionisti. Penalty nasce per il calcio dilettantistico e quindi secondo me tu sei un profondo conoscitore anche di questo calcio. Grazie Ettore, io ti devo dire che ho sempre seguito con interesse la vostra trasmissione perché è una delle cose che io ho sempre amato e infatti ne parlavamo sempre con te è vero. di questo programma che è bellissimo. Grazie, gentilissimo, accettiamo molto volentieri i complimenti, anche perché qui c'è una redazione che lavora come tu ben sai, quindi quando arrivano i complimenti fa sempre molto bene. E poi devo fare i complimenti anche a Puglisi, se me lo permetti, Puglisi perché è un grossissimo, non solo di Mole, certo, ma conoscitore anche lui. È vero. Lui tra l'altro insomma, ha a che fare con il campionato interregionale e soprattutto con i due gironi di eccellenza. Bene, proseguiamo. Che devo dire? Un amico di Penalty, un amico anche mio personale, perché ci conosciamo da tanto tempo, lo stimo tantissimo anche dal punto di vista professionale, Santo Palma, DS della Ciriale Calcio. Buonasera, ciao Santo. Ettore, buonasera a tutti. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per avermi invitato. E chiudiamo il terzetto dei nostri ospiti con un bomber di razza, no? È da tanto tempo che speravo di insomma, averti ospite qui a Penalty, quest'anno ci sto riuscendo, anche perché insomma, con la città di Catania stai facendo un campionato straordinario. Emanuele Garozzo. Grazie Ettore, per me ritrovarci fa piacere. È piacevole. Benissimo. Grazie dell'invito. Sarà una trasmissione molto interessante proprio perché abbiamo modo in questo senso di fare anche un sunto sui campionati che adesso per Natale si fermeranno e ritorneranno giorno 6, giorno dell'Epifania, anche se noi di Penalty andremo in onda sia la prossima domenica il 27 sia anche domenica 3 ad anticipare appunto la giornata che si disputerà invece il giorno 6, poi giorno 10 naturalmente normale trasmissione con i soliti risultati. E a proposito di risultati diamo subito la parola alla nostra bellissima Federica perché ci dà il quadro sul campionato interregionale dove si è disputata la 19ª giornata. A te Federica. Adesso Normanna. Gelbison 0-0, Palmese Sarnese 0-0, Reggio Calabria Due Torri 0-0, Siracusa Rende 2-0, Vibonese Vigor Lamezia 1-1. Riposa il Marsala. Allora in classifica, come tutti ben sanno, questa vittoria importantissima del Siracusa ha fatto sì che la squadra di Sottil rimanesse per quanto riguarda la bella atmosfera di Natale al primo posto con 36 punti, però la parola la diamo alla nostra Federica che ci legge la classifica completa. Siracusa 36 punti, Cavese e Frattese 35, Due Torri, Sarnese e Aversa Normanna 29 punti, Reggio Calabria e Vibonese 28, Leonfortese 25, Palmese e Gragnano 24, Marsala e Noto 22 punti, Rende 19, Agropoli 18, Roccella 17, Gelbison 15 punti, Città di Scordia 12 punti, chiude la classifica Vigor Lamezia con 11 punti. Allora ricordiamo che in classifica la Versa Normanna ha 2 punti di penalizzazione,
la Vigor Lamezia invece ne ha soltanto uno e si è concluso a questo punto il girone di andata. Si giocherà, come avevo anticipato, adesso giorno 6 gennaio con la prima giornata. Guardiamo il tabellino insieme e poi lo commenteremo naturalmente insieme ai nostri ospiti. Si giocherà Reggio Calabria Aversa Normanna, Gragnano Cavese, Noto Due Torri, Città di Scordia Leonfortese, Siracusa Marsala, Vibonese Rende, Palmese Roccella, Agropoli Sarnese, Frattese Vigor Lamezia ed infine riposerà Gelbison. Allora, Carmelo, subito il quadro perché poi abbiamo un servizio sul Siracusa con le interviste del dopo partita e anche un piccolo video che i ragazzi del Siracusa hanno realizzato e avremo anche il discorso riguardante lo Scordia che in questo momento è in silenzio stampa. Alessandro Fragala per noi ha seguito la partita, però prima un commento completo. Adesso vedremo le immagini. Non è stato un grandissimo Siracusa, la formazione di Sottil è stata quest'oggi molto pratica, però contava il risultato 2-0 con le reti di Arena e De Zai e contava soprattutto approfittare del passo falso della Cavese che perde il derby campano col Frattamaggiore. Tutto sommato le siciliane tengono, abbiamo detto lo Scordia prende un punto importante, o meglio è un risultato che serve a poco in termini di classifica, però se non altro oggi la formazione rosso-azzurra ha recuperato, insomma ha mostrato carattere. Buonissimo il punto del Due Torri divenuto al Granillo di Reggio Calabria, un po' meno buono quello del Noto di Gaspare Cacciola che non va oltre lo 0-0 casalingo con il Gelbison, soddisfacente anche il risultato della Leonfortese di Mirto che fa 1-1 a Gragnano. Non hai niente da dire su questo Siracusa? Vediamo le immagini. Vediamo le immagini, dopo ne riparliamo anche con gli ospiti. C'è soltanto il primo gol, poi soprattutto l'atmosfera ormai natalizia nello spogliatoio appunto del Siracusa. Guardiamo queste immagini e poi le commentiamo anche con i nostri ospiti. Siracusa che vince 3-0 contro il Rende. Siamo qui con il nostro capitano Davide Baiocco. Quanto è importante vincere quest'oggi? Sicuramente l'importante è vincere sempre. Alle volte si prendono le piccole buche, no? Gli incidenti di percorso, però il fatto che ci si rialza sempre con questa forza, credo che oggi la gente l'abbia capito e come al solito l'ha apprezzato. Apprezza quello che questa squadra riesce a fare al di là dei piccoli incidenti di percorso e questa è la cosa più importante. Una partita giocata bene, giocata soprattutto con intensità, visto la condizione fisica, quasi un peccato fermarsi. Primi sulla palla, qualche cosa abbiamo sofferto, perché comunque questa è una squadra che gioca bene a calcio da tanti anni, però direi che ha meritato la vittoria senza subire quasi niente, creando numerose palle gol oltre il gol. Quindi direi una chiusura di girone di andata importante che ha fatto questa squadra, coronata secondo me da un'ottima prestazione, soprattutto come risposta alla partita negativa di Lamezia, quindi complimenti a questi ragazzi e adesso ci riposiamo un pochettino. Ciao a tutti, buon Natale a tutti, ciao a tutti, ragazzi buon Natale! Buon Natale! Auguri, buon Natale! Che bello auguri! Tanti auguri, buon Natale! Tanti auguri di buon Natale! Auguri di buon Natale! Auguri di buon Natale! Vi rinnovo i miei migliori auguri di Natale e felici anno nuovo. Auguri dal direttore Laneri. Noi ci saremo e adesso abbiamo ancora bisogno di voi. Buon Natale, buon 2016! Allora, come avete potuto ben vedere, la vittoria del Siracusa è stata anche importante perché si è veramente creata l'atmosfera giusta pre-natalizia. La vittoria è stata di 2-0 e non 3-0, come erroneamente avevo detto poc'anzi. Subito voglio sentire i commenti dei nostri ospiti, poi parleremo anche con Carmelo. Allora, Giovanni, questo Siracusa ha soltanto una battuta d'arresto 7 giorni fa, però adesso mi sembra che è ritornato a correre. Tra l'altro la Cavese ha perso lo scontro con la Frattese. Lo possiamo dire già a Natale?
della squadra, ora che è completata la troupe dell'ex Agrigento, sì, con praticamente l'avvento adesso di è Arena, completo. io penso che non ci siano discussioni. Quindi ci fidiamo di questo Sì, Siracusa? sì, penso proprio di sì. Tanto ci fidiamo di questo Siracusa, oppure possiamo attendere anche un po' il ritorno della Cavese, di questa Fratese e di questa Versa Normanna, no? Perché tu l'hai già vista e ti ha fatto una bella impressione. Sì, comunque è ovvio che il Siracusa è una spanna superiore sia alla Cavese che alla Fratese, però è anche vero che comunque i campionati vanno giocati. Abbiamo visto come soltanto una settimana fa il Siracusa era riuscito a perdere incredibilmente alla Mezia, quindi di scontato non c'è nulla. È ovvio, ribadisco, che anche dopo il mercato il Siracusa esce rafforzato con l'arrivo di Galon, con l'arrivo di Arena, sicuramente riesce a fare quel salto che magari ancora in attacco non era riuscito a fare. Potrebbe essere sicuramente l'anno buono allora, no? Sì, potrebbe essere anche l'anno buono, però ancora la strada è molto lunga, quindi è meglio pedalare e poi pensare successivamente. Mentre invece, Emanuele, io ti volevo dire che la prima squadra siciliana dopo il Siracusa è la Leonfortese di Gaetano Mirto, che silenzioso, comunque... Il Due Torri forse. Ah no, scusa, giusto, il Due Torri, con 29. Vabbè, Due Torri e Leonfortese sono le due squadre che stanno andando un po' per la maggiore, a parte il Siracusa. Il Due Torri sorprendentemente, perché insomma la squadra non era certamente costruita per andare anche potenzialmente ai playoff, però la Leonfortese insomma sembrava un po' in disarmo all'inizio di stagione, una stagione un po' in chiaroscuro, invece lì tu che ne pensi? Penso che abbiano uno dei migliori allenatori che ci sia, diciamo, nella piazza. Quindi? Questo è chiaro, e quindi fa tanto il discorso gruppo, ambiente e poi Leonforte lo sappiamo tutti. Comunque tra le due squadre, probabilmente il Due Torri, no? Qui un po' tutti siamo d'accordo che potrebbe essere veramente la seconda siciliana. Non sottovaluterei la Leonfortese. Ah, ho capito, va bene, perfetto. Abbastanza indebolito, è vero, diciamo è che vero. ha fatto a meno di tutti i suoi attaccanti, Cortese, evidentemente Loboco, c'è un progetto, Caputa. Non sappiamo quale, ma c'è un progetto. No, si è indebolita, parlo a livello di mercato, c'è un vuol dire che sia più debole la squadra. Mirto ha dimostrato comunque che può allenare, può rivoluzionare sempre e comunque riesce sempre a fare ottimi allenatore risultati. Che spesso e volentieri insomma viene un po' bistrattato, però insomma i suoi campionati li ha vinti, ha fatto anche delle belle stagioni, quindi voglio dire, come mai si parla? Bistrattato no, perché comunque è sempre in piazze comunque importanti, ha sempre fatto degli ottimi risultati. Magari è difficile poter fare quel salto che comunque hanno i siciliani e non permette di poter andare nei professionisti. Sono d'accordo. Carmelo, allora parliamo dello Scordia, perché lo Scordia ha pareggiato in casa. C'è stato il silenzio stampa, ci vediamo il servizio intanto di Alessandro, poi lo voglio commentare con te perché tu sei un profondo conoscitore della realtà dello Scordia, perché insomma ci sono stati troppi cambiamenti, ho l'impressione che c'è stata un po' di confusione e che ancora forse non hanno ancora fatto quadrato, non so se sei d'accordo, così una brevissima anticipazione. Si può ripartire comunque dal carattere di questa squadra rispetto alle ultime uscite. Oggi c'è stata quella reazione d'orgoglio. Però in casa bisogna vincere. Chiaramente il punto serve a poco per la classifica. Benissimo, allora a questo punto parola al nostro inviato a Scordia, che ha seguito per noi Alessandro Fragalà, questo pareggio 2-2 contro il Roccella. Si chiude con un pareggio in casa, il 2015 dello Scordia, un 2015 sicuramente importante perché è arrivata la promozione, anche se con il ripescaggio, in Serie D, stagione nel girone I della quarta serie, cominciata male, con grosse difficoltà, ma lo Scordia ha intrapreso la strada giusta per riuscire a centrare nel 2016, nel prossimo anno, la salvezza. La piccola rivoluzione dicembrina voluta dal presidente Rosario Gallo, che ha cambiato in pratica mezza squadra, sta cominciando a portare i suoi frutti, anche se non è arrivata la prima vittoria casalinga albinanti, ma solo un pareggio per 2-2 in rimonta contro un modesto Roccella. La prima occasione per il Roccella, punizione di Laribi deviata in angolo dal portiere scordiense Vitti. Ancora Laribi su punizione serve in area Dorato che realizza, ma l'arbitro annulla per posizione di fuorigioco. La partita è nelle mani del Roccella, ma a passare lo Scordia. Laribi e il portiere Mittica non si capiscono e il retropassaggio del numero 2 finisce tra i piedi di Palmiteri, che tutto solo non può che insaccare il gol del vantaggio scordiense. Minuto 13, la partita si mette sul binario giusto per la squadra di Natale Serafino, alla ricerca della prima vittoria casalinga della stagione.
Il Roccella subisce il colpo e solo dopo 10 minuti riesce a riportarsi in avanti, ancora con una conclusione di Laribi, protagonista nel bene e nel male della partita dei calabresi. Altra occasione al minuto 26, il colpo di testa di Coluccio finisce fuori. Preludio al gol che arriva puntuale alla mezz'ora, protagonista ancora Laribi, ancora su calcio di punizione dal limite. Questa volta però il pallone finisce in rete sul palo del portiere. 1-1 e palla al centro. La risposta dello Scordia è il frutto di uno scambio Palmiteri-Calabrese, la conclusione del numero 11 è parata agevolmente dal portiere ospite. Segnali importanti per lo Scordia, che però prima dell'intervallo si distrae e subisce la seconda rete. Contropiede micidiale del Roccella, cross basso di Laveco e tapin vincente di Dorato. Partita ribaltata e Roccella in vantaggio all'intervallo. In avvio di ripresa Roccella sfiora il gol con un colpo di testa di Cioffi fuori di poco. Serafino inserisce Pascali e Ascione, un colpo di testa di Palmiteri si avvicina alla porta di Mittica. Poi è Vizzì a salvare il risultato sulla palombella, sempre di testa di Sor Giovanni. La partita si infiamma, Maimone su punizione sfiora il gol, Mittica si supera per deviare in angolo. Il Roccella decide di controllare, lo Scordia ci prova, con il cuore più che con la tecnica, ed è con il cuore che Ascione trova il gol del pareggio alla mezz'ora. Maimone serve al centro un pallone d'oro che Ascione non può sbagliare. 2-2 Scordia che comincia a credere alla clamorosa rimonta. Ancora Ascione protagonista, tiro al volo, botta sicura e prodigioso intervento di Miti. Ultima occasione per lo Scordia, costretto dunque ad accontentarsi di un pareggio che almeno muove la classifica, anche se non risolve i problemi. La strada comunque è quella giusta e l'innesto dei nuovi acquisti dalle prossime gare potrà certamente invertire la rotta. Anche noi faremo sala stampa, la sala stampa di penalty, Santo, poi dopo ti spiegheremo bene nei dettagli. Però voglio parlare con il nostro Carmelo su questo Scordia 60 secondi, anche perché Alessandro è stato straordinario nell'illustrarci questa partita che è andata in un certo senso in maniera negativa per la squadra di Serafino. Il 6 gennaio secondo me l'occasione contro la Leonfortese di Mirto sarà forse l'ultimo vero treno di invertire questo campionato e sperare ancora nella salvezza, anche perché comunque le altre davanti chi più chi meno stanno procedendo, le squadre insomma non c'è nessuna che sta crollando o che ha smobilitato e quindi è una strada in salita quella dello Scordia. Scordia che giocherà praticamente in casa, adesso la prima di ritorno, contro questa Leonfortese. È dentro fuori, la squadra di Serafino almeno a mio avviso non può sbagliare più. Quindi sotto questo punto di vista le vacanze di Natale e di Capodanno dovranno essere molto intense dal punto di vista lavorativo, perché affrontare la Leonfortese adesso forse non era certamente il momento migliore. Ma sai, oggi qualunque squadra, adesso più passerà il tempo, più diventano finali. E questa è la partita anche, tra virgolette, forse più agevole, perché comunque la Leonfortese ormai è salva, l'obiettivo eventualmente dei playoff in Serie D è abbastanza blando, quindi teoricamente è un'opportunità propizia, certo. che però va colta, anche perché la Leonfortese comunque non regalerà nulla, nonostante non abbia quella fame di punti che invece ha lo Scordia. Perfetto, allora adesso passiamo la parola alla nostra splendida penaltina. Sì. Secondo me oggi il quadro dello Scordia è quello che quando non si sa fare una programmazione di base, perché volevano la quarta serie a tutti i costi, forse non erano pronti. Ma no, il presidente purtroppo si è fidato, però bisogna conoscere anche la quarta serie, i giocatori da prendere. Qualche giocatore importante di categoria. E oggi secondo me a quello che ha detto Puglisi io aggiungerei che ha preso dei giocatori che non sono adatti per la quarta serie. Credo di essere assolutamente d'accordo in quello che dici, però non lo voglio gridare forte perché a Scordia abbiamo tanta gente che ci segue, ma bisogna animare. Ma le cose bisogna dirle, perché è un peccato che ora Scordia, dopo tutto quello che ha fatto, scompare così. Rischia di soffrire perché ancora c'è tutto il giro di ritorno. Allora, Federica, ci lanci la pubblicità, nel frattempo salutiamo anche la regia di Modica, ci lanci la pubblicità e tra poco rientreremo in studio perché parleremo del campionato di eccellenza. Sì, Ettore ha detto benissimo, abbiamo una piccolissima pausa pubblicitaria, rimanete con Penalty.
Viaggio. Venite da Aton Viaggi. Servizio di biglietteria aerea, marittima e ferroviaria. Aton Viaggi a Gravina di Catania, in via Gramsci 88. Organizzazione di viaggi individuali, viaggi di gruppo, viaggi naturalistici, crociere, visite guidate e viaggi d'affari. Insomma, Aton Viaggi è la garanzia certa che sarà sempre un buon viaggio. Aton Viaggi. Info 095 21 1440. Rieccoci di nuovo insieme, telespettatori di Video Mediterraneo, con il proseguo della nostra trasmissione. Vi ricordo che siamo in diretta alle 19 su Video Mediterraneo canale 11, replica anche nel corso della nottata dopo la mezzanotte anche sul canale 823 di Sky. Parliamo adesso del campionato di eccellenza, lo facciamo anche con la nostra Federica che ci dà subito il quadro di questo girone A, anche per la contentezza dei nostri ospiti che sono informatissimi su questo girone A. Allora, i risultati della 15ª giornata che chiude il girone d'andata anche nel campionato di eccellenza. A te Federica. Alba Alcamo, Parmonval 1-0. Cus Palermo, Gela Calcio 0-3. Dattilo Noir, Atletico Campofranco 4-1. Folgore Selinunte, Mussomeli 2-2. Libertas 2010, Camarat 2-0. Castelbuono, Profavara 0-0. Raffadali Mazzara 2-0. San Cataldese Paceco 1-2. Allora, in classifica sottolineiamo questa sconfitta della San Cataldese, ma soprattutto questa vittoria importantissima a Palermo del Gela, che a questo punto balza al secondo posto. Diamo lettura della classifica insieme a Federica. San Cataldese 31 punti, Gela 30. Dattilo Noir e Paceco 29 punti, Mazzara e Castelbuono 25, Folgore Selinunte 23, Parmonval 22 punti, Alba Alcamo 21, Atletico Campofranco 18, Mussomeli e Raffadali 17 punti, Cus Palermo 14, Camarat 13, Libertas 2010 9 punti, chiude la classifica Profavara con 8 punti. Allora, a questo punto lettura anche del tabellino del prossimo turno, sarà la prima giornata di ritorno, si giocherà mercoledì 6 gennaio 2016 per l'Epifania e poi si ritornerà in campo anche giorno 10. Questi gli incontri: Cus Palermo Atletico Campofranco, Raffadali Gela, Folgore Selinunte Mazzara, Alba Alcamo Mussomeli, Camarat Paceco, San Cataldese Parmonval, Libertas 2010 Castelbuono, Dattilo Noir Profavara. Allora Carmelo, devo dire che è stata anche questa domenica molto intensa nei risultati, perché questo Gela continua a rosicchiare punti anche nei confronti della San Cataldese. Tu come vedi questa situazione al termine del girone d'andata? Oltre che la giornata del Gela, che comunque ha rosicchiato 3 punti importanti alla capolista San Cataldese, a mio avviso è stata soprattutto la domenica delle due squadre di Paceco, il Paceco e il Dattilo. Il Paceco che compie questa impresa andando ad espugnare il campo di San Cataldo, e non è facile perché la San Cataldese arrivava da 2 mesi strepitosi sul piano dei risultati, sì, ma anche sotto l'aspetto della qualità del gioco espresso. Bene anche il Dattilo che scaccia via la crisi con questa vittoria roboante 4-1 sul Campofranco, quindi occhio a dare per spacciate le due squadre di Paceco, anche se tutto lascia pensare che nel girone di ritorno San Cataldese e Gela possano contendersi l'accesso diretto in Serie D. Allora, abbiamo un po' di immagini su questo girone A del campionato di eccellenza, poi sentiremo anche i nostri ospiti. Prima iniziamo con il servizio di Alessandro Castellesi per quanto riguarda questa vittoria del Gela Calcio nei confronti del Cus Palermo. Guardiamo questo servizio, poi abbiamo anche i 2 gol che hanno permesso il Paceco di vincere a San Cataldo, ma di questo ne parleremo tra poco. Per adesso guardiamoci il servizio tra Cus Palermo e Gela Calcio.
Sconfitta interna per il CUS Palermo nel corso della 15ª giornata del girone A del campionato di eccellenza. La formazione blu-culeri col passare dei minuti viene fuori alla distanza, prende il sopravvento e porta a casa in maniera netta la vittoria, nonostante qualche episodio che abbia fatto arrabbiare un poco Marco aprire la panchina giallorossovera. Andiamo con la sintesi con le immagini della CUS Palermo TV. Il Gela passa in vantaggio al 9° minuto, al primo vero affondo. Mincica viene pescato in posizione regolare, di poco tenuto in gioco da Alletto, e firma l'1-0 per la gioia della panchina gelese, bianco-blu, e anche dei circa 30 tifosi ospiti venuti qui in via Altofonte. Il CUS proprio il primo vero affondo al minuto 19, quando è Alletto di testa ad avventarsi su un cross di Raci. La sua conclusione però è debole, Pandolfo para senza affanni. Il raddoppio del Gela arriva al minuto 31, conclusione deviata secondo il direttore di gara con un braccio da Vitale, quindi calcio di rigore, non ha dubbi il fischietto a decretare il penalty. Alla battuta va lo stesso Mincica, che è pronto a tentare di firmare la doppietta. Prima di calciare osserva il movimento di Insenna e lo spiazza con un pallone sotto il 7, che quindi porta il parziale sul 2-0 Gela. Al 39esimo Serio ci prova con l'ultimo vero pericolo per la porta di Pandolfo del primo tempo, e poi subito il secondo tempo inizia con grande vivacità, con 2 gol annullati. Il primo a Nassi di testa, all'ex Brescia, e Cittadella che non riesce a trovare il gol, appuntamento per lui però solo rinviato, e poi è Serio che farebbe tra l'altro un altro gran gol dopo la punizione all'esordio in via Altofonte, ma il suo sinistro che si insacca non permette al giocatore palermitano di accorciare le distanze, perché secondo il direttore di gara anche in questo caso è fuori gioco. Iraci ci prova al 10°, cross al centro, bello come sempre, Clemente di testa non inquadra la porta davvero di pochissimo. Nel CUS Palermo, che a causa di un disimpegno errato vede Alletto proprio sbagliare il pallone, in un primo momento intercetta, poi si avventa nuovamente sulla sfera per l'arbitro e intervento sull'avversario, secondo giallo, perché Alletto è già ammonito. Vedete, protesta sia Aprile sia la panchina del CUS. Alletto che viene espulso, secondo giallo per un giocatore che comunque sino a questo momento rappresenta una delle note liete della stagione del CUS Palermo, perché sta giocando davvero una grande stagione. Minuto 20, ancora questa dinamica che vede Nassi come il catalizzatore dei palloni aerei, grande colpo di testa, miracolo di Insenna. Al minuto 21 subito dopo è Iannizzotto che viene espulso per il secondo giallo, quindi superiorità numerica del Gela che viene annullata. Si ritorna in parità 10 contro 10, ma questo non compromette il copione del match per la formazione ospite, anzi rosso si muove sulla sinistra, cross bellissimo, Insenna non trova il tempo dell'uscita e Nassi in comodità può appoggiare in rete il pallone del 3-0 per un giocatore che quindi si trova a calcare i campi dell'eccellenza, ma lo abbiamo visto in passato in Serie B con maglie prestigiose. Ci prova sempre lui, a pochi minuti dalla fine tenta il gran gol, ma il suo bolide non inquadra la porta, per un risultato che non cambia. 3-0 per il Gela, che lotterà per la vittoria del campionato sino alla fine. Il CUS Palermo deve cercare di trovare l'amalgama, di trovare nuovi meccanismi, un gruppo vecchio e nuovo che sicuramente con una maggiore intesa potrà migliorare nel corso delle settimane. No, sto cercando di pensare, poc'anzi si parlava di Ferrara quarantenne, però Nassi insomma è da parecchio tempo ormai che gioca ed è quasi quarantenne pure lui. Comunque vittoria della squadra gelese, che a questo punto balza al secondo posto. Nel frattempo della nostra chiacchierata io voglio far mandare in sottofondo le immagini della sconfitta della San Cataldese in casa contro insomma, questo Paceco che voglio dire non è male. Allora intanto dammi notizia di questo Gela, come lo vedi quest'anno, come pensi che andrà a finire? Ora che ha messo a posto la difesa io penso che il Gela non dovrebbe avere avversari, anche perché la San Cataldese io l'ho vista giocare 3 volte. 2 volte in Coppa Italia e una volta nello scontro quando ha battuto il Gela 4-0, ma era tutta un'altra storia. Ho capito. Fatica un po' la San Cataldese in queste ultime giornate. È partito un po' con il freno a mano però questo Gela, no? La San Cataldese è partita bene, il Gela è partito un po' con il freno a mano. Ma c'è stato l'incomprensione perché prima si era scelto Pardo come allenatore, poi il presidente ha avuto il rigetto dopo la sconfitta di San Cataldo, ha mandato via Pardo
ha preso Brucoleri e ha preso i giocatori. Allora, nel frattempo voglio salutare tutti i tifosi di San Cataldo che in questo momento stanno seguendo penalty, so che sono in tanti. Ringrazio anche Calcedonio Iacuzzo per queste immagini e faccio la domanda a Santopalma invece, che dall'altro girone come vede questa battaglia Gela-San Cataldo? Beh, ti dico la verità, io penso che comunque è ovvio che il Gela lo vedo un po' favorito sulla San Cataldese, anche se comunque sono due filosofie diverse di approcciarsi a questo campionato. San Cataldese viene fuori da già qualche anno di lavoro, da un'idea della società, non ha grandi costi, invece il Gela comunque era partita, come diceva prima appunto Zappalà, con un'idea diversa che è stata cambiata, strada facendo, e anche molto in fretta è stata abbandonata l'idea del campionato così non molto importante, anche perché probabilmente si è capito che questo girone A non è un campionato molto facile. difficile. No, non è molto difficile. Non è facile, altro che... Ma secondo me io non ci vedo grandi squadre, ti dico la verità. Ci sono però, dai. Direttore Sando, voglio dire una cosa precisa. Non c'è l'Agregas di 3 anni fa. E su questo siamo tutti d'accordo. Cioè, è un campionato è molto più livellato. Leggermente livellato verso il basso. Senza ombra di dubbio, senza ombra di dubbio. Poi ti dico la mia, perché io ho visto 10 squadre del girone A e ho visto tutte quelle del girone B. Va bene, adesso poi del girone B parliamo, invece voglio chiudere con il girone A con il nostro ospite Emanuele Garosso. Senti Emanuele, però è anche vero che San Cataldo la Serie D l'ha fatta, per cui voglio dire, non credo che possa avere difficoltà poi a fare e a allestire una squadra nell'interregionale la prossima stagione. Guarda, io ho giocato sia contro il Gela l'anno scorso e contro il San Cataldo un paio di anni indietro, ma molto indietro. Sì, perché poi dopo ti dico che, di categoria e poi risalito. Ti dico che sono due piazze importanti, ti dico anche che si può fare calcio. Però secondo me Gela ha qualcosina in più. Gela ha qualche cosina in più. E su questo insomma vedo che un po' tutti è una piazza importante, esigente, molto esigente, non che San Cataldo non lo sia, però credo che alla fine la spunterà lui anche per una situazione ambientale. Perfetto, passiamo adesso al girone B perché qui abbiamo da dire tanto e il tempo stringe. 15ª giornata, anche in questo caso chiudiamo praticamente il girone d'andata, si ritornerà in campo tutti insieme, praticamente tutte le categorie, giorno 6, giorno dell'Epifania. 15ª giornata, la parola la diamo alla nostra Federica che ci dà giustamente i risultati di questa giornata, oggi domenica 20 dicembre, pre-natalizia. Modica 4-0. Città di Rosolini, Catania San Pio X 0-1. Giarre Acireale 1-2. Igea Virtus Forza Calcio Messina 6-0. Rocca di Caprileone Sport Club Palazzolo 2-2. Sicula Leonzio Orlandina 10-0. Sporting Via Grande Sporting Taormina 1-2. Troina Milazzo 3-1. Allora, in classifica devo dire che la Sicula Leonzio, vincendo oggi addirittura 10-0, continua ad essere la squadra leader. L'Igea Virtus comunque vince anche lei con un punteggio tennistico e non ci rimane altro, la vedo già inquadrata, leggere la classifica. Brava Federica, vai. Sicula Leonzio 33 punti, Igea Virtus 32, Rocca di Caprileone 30, Troina e Sporting Taormina 29, Acireale 28, Palazzolo 27 punti, Giarre 20, Sporting Via Grande, Rosolini, Milazzo e Catania San Pio X 18 punti, Modica 10 punti, Forza Calcio Messina 8, Orlandina e Atletico Catania chiudono la classifica con 6 punti. Allora, ricordiamo che la Sicula Leonzio ha 3 punti di penalizzazione e diamo lettura adesso con il tabellino della prossima giornata, la prima giornata di ritorno, 6 gennaio 2016, Sporting Via Grande Acireale, Città di Rosolini Atletico Catania, Catania San Pio X Forza Calcio Messina, Troina Modica, Igea Virtus Orlandina, Giarre Palazzolo, Sicula Leonzio Sporting Taormina ed infine si chiuderà con Rocca di Caprileone Milazzo. Carmelo, quadro abbastanza chiaro, si può pensare forse ad una fuga, ma non è fuga, perché questo è un girone molto contorto.
No, niente affatto, non solo non parliamo di fuga, ma si è creata una situazione per cui ci sono ben 7 squadre nel fazzoletto di 6 punti, cioè tutte in corsa ancora per il primo posto. Soffermandoci sulla giornata di oggi, le prime a 2 attualmente, la Leonzio e l'Igea Virtus viaggiano sul velluto, 10 gol fa la Leonzio sul malcapitato Orlandina, e altrettanto facile la vittoria dell'Igea Virtus che fa 6-0 contro il Forza Calcio. Bel pareggio invece in quello che era il vero match di cartello della giornata, quello di Rocca, 2-2 tra Rocca di Caprileone e il Palazzolo, dunque Bellinvie e Pippo Strano si dividono la posta. Parliamo anche del derby, adesso con il direttore Santopalma ne parleremo approfonditamente. La Ciriale fa suo lo storico derby, uno delle partite di maggiore tradizione in Sicilia. La Ciriale espugna il regionale di Giarre 2-1 e mantiene questa sua posizione non ancora nei playoff, ma lì di fatto a 5 punti dalla vetta. Indubbiamente. Allora a questo punto, carissimo Santo, dacci subito il termometro dopo questa bella vittoria nel derby contro il Giarre. Il termometro della Ciriale in questo momento com'è? Diamo un messaggio anche ai tifosi che sono anche un po' incuriositi, no? Di questa seconda fase della Ciriale. Beh, devo dire che comunque stiamo attraversando un ottimo periodo, abbiamo svolto un mese di dicembre secondo me molto importante, che ci ha visto fare 4 partite di campionato, affrontando comunque il Rocca di Caprileone, il Troina, il derby di Giarre, l'Atletico Catania, collezionando 10 punti. In questo mese di dicembre siamo riusciti anche a superare la Leonzio nella semifinale della Coppa Italia, qualificandoci adesso in finalissima per contro la finale, il quindi Mazzara. contro il Mazzara, sì, il 20 di gennaio a Marsala. Quindi abbiamo fatto comunque un mese di dicembre molto molto importante, che ci ha permesso comunque di accorciare anche la classifica, di stare a ridosso e di stare in mezzo a quelle 6-7 squadre che in questo momento sono chiuse nell'arco di... Sei contento Giovanni? Lo vedo contento, è soddisfatto Santo. Più che altro, ecco Santo, mi ha colpito una cosa del vostro mercato. Avete fatto tanti movimenti in entrata per l'attacco anche di un certo valore, Bellino, soprattutto Caputa. È stata una casualità che invece non avete fatto nulla dietro, non è capitato l'affare, non era necessario fare nulla? Perché come mai non siete intervenuti completamente sulla difesa? Beh, ti dico una cosa, quando una squadra viene costruita comunque per recitare un ruolo da protagonista in un campionato e si presenta al mercato di riparazione settima, a 7 punti dalla prima, è evidente che devi pensare che qualcosa non è andato per il verso giusto nella costruzione e nello sviluppo della squadra. L'unico reparto che era impenetrabile e che continua ad esserlo comunque era la nostra difesa, ecco perché non abbiamo fatto nessun intervento lì. Abbiamo completamente cambiato volta al centrocampo. Abbiamo fatto, hai detto, ma tu sei arrivato adesso? No, io sono arrivato il 20 ottobre alla Ciriale, quindi da 2 mesi. Dire, non hai iniziato la stagione con loro? No, purtroppo no. Che può passare inosservata, ma invece fa capire anche poi il percorso nuovo della Ciriale con il tuo arrivo. No, vabbè, non ti vuoi no, comunque è il mio lavoro fare anche il mercato di riparazione, magari la squadra non l'avevo costruita io. Ma sei contento comunque del lavoro fin qui fatto? Dai. Ma sono contento di come sta reagendo la squadra, ribadisco, abbiamo fatto un mercato secondo me molto importante. Avete fatto quadrato anche a Raciti, no? Perché c'erano voci di dimissioni, Beh, devo dire la sconfitta di Modica un po' di sconquassi ce l'ha lasciati in quella settimana, quindi era evidente alla Ciriale quando le cose non vanno bene. Però la sorpresa, Sando, che tu comunque a Ezio Raciti l'hai sempre difeso. Quando il 20 ottobre sei arrivato si pensava che fosse l'anticamera anche per il cambio dell'allenatore, invece un po' a sorpresa tu Ezio Raciti l'hai sempre difeso. Beh, posso dire che la Ciriale ha fatto qualcosa come 24 partite ufficiali, perdendone soltanto 2. Non vedo il perché io non avrei dovuto difendere un allenatore con questi numeri qua. La Ciriale ha avuto per larghi tratti la miglior difesa. Qui abbiamo Giovanni che insomma... E poi ti dico una cosa, mi vanto di non essere un mangiare allenatori, visto che comunque il mio ultimo esonero risale al 2009, sono 6 anni che non mando via un allenatore, quindi non sono molto avvezzo ai cambi degli allenatori, solo quando comunque c'è problema. Verrebbe da dire una battuta, Santo, verrebbe da dire una battuta, non mandi gli allenatori ma mandi i capitani, visto l'addio di Trulli, perdonami la battuta. No, abbiamo avuto in studio appena allora mi date l'opportunità di parlare di una cosa molto importante. Devi sapere comunque il distacco tra la Ciriale e il capitano Piero Truglio è stato molto doloroso, perché comunque chi nel nostro ambiente conosce Pino sa che genere di ragazzo è.
Purtroppo poi si fanno delle scelte. La squadra era con 7 turni. È un po' di richiesta sportivo questo. No, è la verità, la squadra era con 7 punti di ritardo, abbiamo fatto una scelta abbiamo fatto una scelta assolutamente di qualità in mezzo al campo, cambiando anche in una buona squadra. Perdonami Ettore, cambiando totalmente il centrocampo. Abbiamo scelto, avevamo un centrocampo di corsa e di sostanza, abbiamo scelto un centrocampo di grande qualità, con gli innesti di Conti, di Millesi e di Fabiarena, quindi abbiamo fatto credo un centrocampo da squadra di Serie D, non solo da squadra di eccellenza. Facciamo parlare anche il direttore Giovanni, che ne pensi di questo Aciriale in ascesa, di questo Palazzolo che comunque è lì, e soprattutto di questa Leonzio che con i 3 punti in più, insomma, sarebbe stata anche sul campo a quelli che merita, ha pareggiato con quelli di con lo Taormina. Sporting e Taormina. Anzi, io direi proprio di non parlare più di questo discorso dei 3 punti, bisogna si rischia di far confusione. Allora, che ne pensi? Io ti dico, io li ho visti giocare quasi tutte le squadre che sono raggruppate su in alto, e ti dico che sarà una bellissima lotta. Penso che in ultimo Leonzio, Aciriale, il Palazzolo mi sta veramente meravigliando, perché ora con gli ultimi acquisti penso che però ci dimentichiamo del direttore Zappalà. No, c'è anche il Troina, c'è il Troina, insomma, ci sono le squadre. Guardando i movimenti di mercato, però, direttore Zappalà, sì, rimane come l'impressione che la Leonzio potesse fare qualcosina in più. Onestamente la Leonzio ha la struttura, la forza societaria per fare qualche investimento maggiore anche in previsione futuro. È vero che in previsione del futuro hanno preso copia della San Pio, hanno diversi juniores interessantissimi, forse hanno preso i migliori su piazza probabilmente, però sul piano dell'investimento, della costruzione della squadra, forse Mignemi, Sebbi Catani e il presidente Leonardi potevano fare qualcosina in più. Ma sai cosa c'è, Puglisi? Che bisogna anche tener conto di uno che quando spogliatoio. tu prendi tanti giocatori devi avere anche la forza di avere persone nello spogliatoio che sanno tenerli. Perché sennò poi si rischia di far confusione. Ora, secondo me, dopo che tu hai preso il portiere, che cosa ce ne avevi bisogno? Cioè, uno dei migliori portieri del campionato, lo metti in imbarazzo all'allenatore, perché se poi l'ha scelto l'allenatore... E poi non è vero che gli allenatori dicono meglio avere abbondanza. No, non assolutamente, è così, perché tante volte bisogna vedere anche la statura Allora io dell'allenatore. devo chiudere questa parentesi dell'eccellenza, ma lo voglio fare giustamente anche con Emanuele. Invece tu come vedi le messinesi, Gea Virtus e Rocca di Caprileone, che spesso e volentieri ultimamente ne parliamo poco, però sono lì altissimi in classifica, l'Igea addirittura è al secondo posto, quindi... No, l'Igea la vedo bene, ovviamente è un blasone, quindi è inutile. Certo, considero il Rocca di Caprileone, sapevo, ne avevo parlato. Ha cambiato l'allenatore, adesso è via. Pensavamo che magari avesse mollato, diciamo, sul discorso, però vedendola così non credo... Infatti, e siamo sicuri che insomma nel girone di ritorno qualche cosa succederà. Sì. Succederà. Io posso dirvi comunque che il Rocca di Caprileone è di gran lunga la squadra che esprime il miglior calcio del nostro girone. Lo dicono in molti perché Bellambini però giocare. c'è anche da dire che lo esprime molto spesso con dei campi in sintetico. Sì, io ho visto la grande differenza che c'è nel Rocca quando viene a giocare sulla terra o addirittura sull'erba. Ho 30 secondi, Giovanni. Sì, e ti volevo dire questo, peccato che questo girone è stato falsato delle 3 squadre, Orlandina, Città di Messina e Modica, che già non dicono niente. Modica tra l'altro passata già probabilmente a Vittorio, quindi insomma un po' di Ultima, volevo approfittare anche per chiedere però. al direttore Zappalà un suo giudizio sull'Atletico Catania che invece... vero, non ne abbiamo parlato, veramente 30 secondi perché sono io ti dico quello che penso, io non li avrei presi i giocatori dello Scortia. Bella definizione. Perché? Lasciamoci così con questo questo punto interrogativo. Con l'anno nuovo vedremo cosa succederà. Allora, Carmelo, ti ringrazio come al solito per la tua disponibilità all'interno dello spazio di penalty legato all'interregionale ai 2 gironi di eccellenza. Grazie a te Ettore, auguro una buona settimana a tutti gli appassionati di calcio. Ci vediamo domenica prossima. Con l'anno nuovo. Perfetto, perché il 27 ci sarà una puntata speciale che hanno i nostri ospiti che chiacchierano. Che succede? Ce l'avete con l'Atletico, no? No. Ci dobbiamo fermare, a questo punto la parola la diamo alla nostra Federica, ci ha salutato già Carmelo, tra poco ritorneremo con Antonio Lapisarda e a te la pubblicità. Benissimo, abbiamo un altro break pubblicitario, mi raccomando non cambiate canale e rimanete con Penalty. Fate un buon
buon viaggio. Venite da Aton Viaggi. Servizio di biglietteria aerea, marittima e ferroviaria. Aton Viaggi a Gravina di Catania in via Gramsci 88. Organizzazione di viaggi individuali, viaggi di gruppo, viaggi naturalistici, crociere, visite guidate e viaggi d'affari. Insomma, Aton Viaggi è la garanzia certa che sarà sempre un buon viaggio. Aton Viaggi. Info 095 21 1440. Devo dire che l'atmosfera qui, insomma, in questa puntata pre-natalizia è abbastanza galvanizzata, soprattutto Santo, lo vedo scatenato a parlare di tutto e di più. Salutiamo Antonio Napisarda, campionato di promozione, salutiamo anche gli amici di Globus Radio Station, ovvero la radio web dove tu il lunedì fai il programma sul calcio Catania. Esatto. Noi non parliamo del Catania, ne parleremo a partire dal giorno 3, ma di questo insomma avremo modo di discutere a tempo debito. Esatto. Siamo pronti per parlare del campionato di promozione. Il girone A, dato che c'ha qualche squadra in meno rispetto agli altri gironi, già ha osservato il turno di riposo. Possiamo già far vedere la classifica della schermata, la schermata della classifica per essere più esatti, di questo girone A, dove abbiamo in testa chi? Abbiamo sempre Riviera Marmi, squadra che in queste 14 giornate ha fatto veramente molto bene. C'è l'Audace Partinico che è una rivelazione insieme alla Nova Sancis, neopromossa. È un campionato veramente molto equilibrato, anche se la Riviera Marmi è la squadra che sta facendo la differenza attualmente, però 31 punti Riviera Marmi, 28 punti Audace Partinico, diciamo che si prevede un girone di ritorno intenso e molto importante, perché sono due squadre che vogliono far bene, un campionato che si era aperto. Riviera Marmi, attenzione, voleva dominare come gli altri gironi stanno facendo le altre capoliste, ma però non è così. E quindi questo è il bello del calcio, va bene così, a noi ci sta bene. Il girone invece B ha disputato giustamente la sua 15ª giornata e abbiamo il Città di Sant'Agata di Militello che ha perso addirittura in casa, ma questo implica poco perché il distacco è considerevole. La parola la diamo alla nostra Federica che ci dà i risultati e poi la classifica la commentiamo naturalmente insieme al nostro Antonio e anche con gli ospiti che mi hanno detto conoscono benissimo il territorio messinese. Non mi guardare così Santo perché tu conosci tutto e tutti. Quindi... Sei d'accordo? Benissimo. Allora Federica ci dai subito i risultati, poi vedremo anche una partita che si è giocata tra Camaro e Ionica. A te i risultati. Camaro-Ionica 1-0. Città di Sant'Agata di Militello, Torre Grotta 0-1. L'Iniziativa Città di Messina 1-1. Merì Città di San Filippo del Mela 1-1. Pistunina Città di Mistretta 0-2. Sant'Angiolese Acquadolcese 2-0. Sinagra Barcellona Pozzo di Gotto 1-0. Riposa il Messana. Allora in classifica, come abbiamo già detto, il Città di Sant'Agata di Militello, seppur sconfitto, continua ad essere leader. Nel frattempo possiamo già vedere la schermata della classifica, ce la commenta Antonio. La cosa importante è che noi abbiamo visto magari la sconfitta del Sant'Agata di Militello, ma è importante menzionare la vittoria del Torre Grotta. Attenzione, è una squadra che all'inizio dell'anno è partita un pochettino in sordina, si è ripresa, era seconda, dava testa al Sant'Agata di Militello, è stata anche per 2 giornate prima. Ora ha avuto una battuta d'arresto e ora queste 3-4 partite è ritornata di nuovo lì sul pezzo e ha veramente fatto una vittoria importantissima. Vabbè, perché ma 6 punti sono tanti, 6 punti sono tanti, però meglio che 9. Certo. Attenzione, sono 3 punti importanti in un campo difficilissimo, hanno veramente fatto una bella partita intelligente e hanno vinto 1-0 grazie anche al cuore di alcuni giocatori e anche per la volontà di vincere questo campionato e di riaprirlo, perché attenzione, è vero che 6 punti sono importanti, però c'è tutto il girone di ritorno da giocare e la palla è tonda, quindi tutto può accadere. Certo, allora proprio su questo girone, poi sentiremo anche i nostri ospiti, vorrei che la regia mandasse in onda adesso il servizio della vittoria appunto del Camaro 1-0 nei confronti della squadra della Ionica. Guardiamo insieme il servizio.
Vittoria pesante per il Camaro che chiude il 2015 a Contrada Visconte con un successo sulla Ionica per 1-0. La formazione neroverde di casa si aggiudica i 3 punti grazie ad una rete del proprio attaccante La Rocca. Il Camaro con questa affermazione riesce a tirarsi fuori dalla zona bassissima della classifica del girone B di promozione e coltiva adesso l'ambizione di tirarsi fuori dalla zona play-out, invece battuta d'arresto preoccupante per la Ionica. La formazione di Santa Teresa Riva quest'anno ha già vanificato diverse occasioni per fare il salto di qualità. Allora, il girone B vede in testa questa Città di Sant'Agata di Militello, questo Torregrotta, come diceva Antonio, potrebbe insomma riaprire il discorso promozione, però 6 punti sono tanti, ma dice bene anche Antonio, 6 sono meglio di 9. Velocissimamente un parere dei nostri ospiti. Allora, Giovanni. Io vedo che la lotta a 2 sarà fino all'ultima partita, anche perché poi l'ultima giornata c'è questo confronto. Sì, è vero, quindi si arriverebbe anche a un spareggio faccia a faccia quasi. Io la cosa che non capisco, e ancora una volta lo ripeto, cosa ci sta a fare il Barcellona anche in promozione? Vabbè, questa è la vecchia storia delle società che si litigano tra di loro, il Taormina ne è una dimostrazione. Esatto. Tanto, velocissimamente su questo girone, dove il Torregrotta ha riaperto vincendo in casa del Sant'Agata del Militello questa probabile, ma ti dico la verità, comunque io non credo che i 6 punti siano incommabili, anche perché mancano ancora 15 partite e 15 partite sono veramente tante. Sicuramente ci sarà lo scontro diretto, come diceva appunto Zappalà, all'ultima giornata, quindi è un campionato ancora aperto. È ovvio comunque il Torregrotta non può sbagliare neanche una partita. Assolutamente, deve stare molto attento. Emanuele, i campi di Messina sono bellissimi, sì, quasi tutti in sintetica, quindi è una meraviglia giocarci, no? Terra sintetica. Infatti, insomma, secondo me hanno un passo diverso poi quando vengono a giocare in questi terreni infami in Sicilia, sei d'accordo? Sì, sono d'accordissimo. Vabbè, parliamo di campi, Ettore, perché noi... non siamo mica messi meglio. Esatto, però considera che, vedevo... Mi dava anche un po' di nostalgia però positiva, la Ionica che ha preso in pratica la matricola della Fiumefreddese, che è la storica squadra dove tu hai disputato campionati straordinari. Record. Allora, dobbiamo adesso spostarci, però mi volevi dire un attimo una cosa sul girone B prima di... menzionare soltanto il Barcellona, perché dopo tantissimi risultati utili consecutivi oggi si è frenata in casa del Sinagra. È un risultato un pochettino a sorpresa, che però diciamo non toglie meriti a questa squadra che sta facendo veramente bene. Poi c'è anche da discutere se questa squadra in questa categoria cosa ci sta a fare, però apriremo magari un discorso più ampio. Perfetto, benissimo. Allora, prima invece di passare al girone C, abbiamo un altro break pubblicitario perché è giusto che la nostra trasmissione viva di pubblicità. A tal proposito voglio ricordare che siamo in diretta dal centro commerciale I Portali di San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, un centro che ospita questa nuova sede di Video Mediterraneo, sede dalla quale domani mattina partirà una nuova trasmissione che accompagnerà la prima parte della giornata tutti i telespettatori siciliani. Questa trasmissione si chiama Coffee Time, andrà in onda dalle 7:30 alle 9 dal lunedì al venerdì, tantissime rubriche, avrò il piacere di condurla e sicuramente speriamo di poter svegliare in maniera assolutamente tranquilla e soave tutti i telespettatori che avranno voglia di svegliarsi in una maniera totalmente diversa, accendendo anche la televisione. La parola la diamo alla nostra Federica per il lancio di un altro ennesimo spazio pubblicitario. Sì, Ettore, hai detto benissimo, abbiamo un'altra piccolissima pausa, rimanete con Penalty.